Professore Di Natali, vuole dire la sua sulla vicenda della nave Sea Watch ancora al largo di Lampedusa e che non può attraccare sulle coste italiane? Il mio è soltanto un appello, modesto appello a tutti gli uomini di cultura di questa provincia di Agrigento. Agrigento è una provincia, Agrigento è anche una città dove ci sono tanti operatori culturali. Il compito di un operatore culturale è quello di svegliare le coscienze per un impegno civico, per un impegno morale. E dinanzi a questo dramma di queste persone che si trovano in una nave e non possono scendere, noi uomini di cultura non possiamo rimanere insensibili, non possiamo rimanere a guardare senza nulla dire, perché se noi facciamo questo, se noi ci comportiamo in questo modo, nella maniera più indifferente, tradiamo qual è il vero significato dell'impegno culturale. Per cui è un appello agli uomini della cultura affinché possano dire la propria a favore di queste persone, perché è giusto che queste persone non stiano in questa situazione non poter scendere. Poi evidentemente il governo potrà prendere le sue decisioni anche per un eventuale rimpatrio, ma questo è un altro discorso. Ma non possiamo accettare che persone umane vivano in queste condizioni. Non dimenticare che per arrivare qui dalle nostre parti hanno dovuto attraversare il deserto, hanno dovuto attraversare buona parte dell'Africa, sono stati anche in Libia dove sono stati maltrattati, hanno subito tante sofferenze e non è giusto che un paese civile come l'Italia, che ha una Costituzione che si fonda sulla dignità della persona umana, ecco, possa consentire questa situazione. Allora cosa vogliamo dire, e chiudo, che non è giusto fare politica di tornaconto sulla pelle di questi cittadini. È una situazione che si poteva subito risolvere in poche battute, ma vedo che questa vicenda volutamente si tiene in piedi perché raccoglie un certo consenso. Gli uomini di cultura, gli uomini di chiesa, i cristiani non possono tollerare una simile situazione.